Quindi, prima notte in camper, mi sto preparando. La notte di Natale, wow, cioè, è stato un autoregalo bellissimo, come tutti gli autoregali, non ne sbaglio uno, cioè, ma proprio mai succede una virgola, proprio incredibile, bellissimo. E questo è il camperino. Non so se riesco a farti vedere tutto quello che c'è insomma nei cassetti, eccetera, eccetera, perché ci vorrebbe il male, ci vorrebbe una settimana per farti vedere tutto quello che c'è dentro, però c'è stato tutto, veramente tutto e anche di più, quindi insomma voglio dire, mi accorgo che le cose di cui ho realmente bisogno sono veramente poche e quelle poche, anche qualcosina in più nel camper ci sta tranquillamente. È fantastico. Fa un caldo fantastico, la stufa fa un casino di caldo, non mi costa niente perché ha il bombolone di gas, che lo ricarichi dal distributore, quindi 50 centesimi al litro, veramente spendi un'inezia. E beh, lì è scuro, non si vede, mi ero preparato le nanne. Qui c'è il bagno, giusto per fare un riassunto, qui c'è l'armadio per i vestiti, sopra la stufa, che quindi i vestiti sono sempre belli caldi. Tutto quello che vedi alla fine contiene dei gavoni, quindi ogni cosa si alza, lì dentro c'è roba da mangiare, qua dentro ci sono tutte le scatole con i vestiti e poi insomma abbonda di scaffali. Questi sono tutti unici, cioè ogni tre portelline è uno scaffale unico, quindi è fantastico, ci sta veramente un casino di roba. Un po' alla volta, dai, lo scopriremo un po' alla volta, quello che c'è, quello che ci sta. I sedili comodissimi, sotto i sedili ci stanno anche lì tutte le robe, scarpe, eccetera, eccetera. Qua vabbè, le tende sono oscene, ma fortuna va che c'è talmente. Lì non c'è la luce, diciamo, c'è sopra nel letto, quindi non si riesce a vedere l'oscenità delle tende. È una buona cosa. Il tappetino si vede? No, peccato, il tappetino invece era carino che avevo messo. Ah, vabbè, insomma, metto qua. Adesso mi manca il computer e adesso qua la tavola che vedi adesso è così. E poi mi farò fare dal falegname una tavola ad angolo a L che va ad attaccarsi lì e così ci starà il computer, comunque posto per tre persone, quindi comodissimi da star seduti e per mangiare, insomma c'è anche lo spazio tranquillamente, insomma il computer che metterò quando poi partirò, diciamo quando mi espatrierò dall'Italia o comunque da casa, conto di prendere un Surface 4, quindi comunque un tablet da portare in giro che non me lo rompano, eccetera, eccetera, è un qualcosa che non mi va a bruciare la batteria del camper. Giustamente metti un computer nel camper, come minimo te lo bruciano, ti brucia la batteria, cioè resti a piedi, resti a secco, per quanti fotovoltaici hai e tutto quanto, il computer che ho io veramente consuma parecchio. E così avrò i due monitor per far grafica, tastiera e mouse. Dopo questo tablet, diciamo che comunque è Windows 10, te lo stacchi, te lo porti a letto o te lo porti via, insomma non si sa mai che ti entrino a rubare alla fine. Quando hai via portafoglio e tablet, che cazzo rubano qua, insomma, voglio dire, le mutande. E mi dispiace non aver fatto i video delle pulizie, ma e di tutta la preparazione, insomma, che ho fatto del camper, però ero veramente tanto preso per quanto pulito era il camper, ho dovuto grattare, ho buttato tanto di quello sgrassatore che, mamma mia, sono andato in overdose di sgrassatore. Ma alla fine dai ce l'ho fatta e quindi niente, ero talmente preso, insomma non ho fatto i video perché proprio non mi sono mai pensato, ero proprio giù e giù a pulire, a grattare, a spostare, a avvitare, a mettere svitol di qua e mamma mia. E non è ancora finita, però insomma piccoli ritocchi da fare, piccole cazzatine, togli questo, metti quello,
sta venendo molto molto bene. Ma dai, e il 26 vado con dei cari amici che anche loro hanno il camper e il furgone camperizzato. Andiamo qui vicino, tanto giusto per, hai capito, per varare, per brindare, per fare la prima uscita. Forse torniamo a Polcenigo, che l'abbiamo trovato sulle puntine del mondo, guarda te, cazzo. E, e così poi anche a Capodanno, in teoria un'altra uscita e si vedrà, insomma. Sembra che il fotovoltaico carichi molto molto bene. Io sono nella mia, cioè io vorrei mettere almeno due pannelli e due belle batterie grosse solo per la parte camper, per la parte casa, diciamo, e comunque lo farò. Mi dicono che quello che ho è più che sufficiente, ma sai, metti il computer, i tablet, i telefonini e tutte le mie diavolerie elettroniche, i due monitor da 24 pollici che per quanto sono a LED sono comunque dei monitor, capisci? Quindi non lo so, non voglio rischiare. Dopo tieni conto comunque il camper per funzionare, vabbè, le lampadine sono a LED, le luci sue sono a LED, però c'è la pompa dell'acqua se vuoi farti la doccia o usare il lavandino. E se sei in corsa, comunque, vabbè, il frigo utilizza la batteria del camper, magari, vabbè, il camper carica con l'alternatore, per carità. Però, insomma, perché rischiare quando cazzo sono qua prima di partire, di iniziare questa grande avventura? Posso prepararmelo con calma, voglio 2 mega batterie e almeno un altro fotovoltaico, insomma, ecco, per andare via tranquilli. Cioè, becchi magari, poi ritornerò anche in Scozia, cioè io questa è una cosa che voglio fare, ritornare in Scozia che è bellissimo, lì me la voglio girare veramente in bicicletta, posti indescrivibili, lì sì farò i video. E, e appunto stavo dicendo, no, perché poi l'allungo, non arrivo mai al succo. Che lì poi insomma sole non è che ce ne sia più di tanto, quindi se per quanto buono è, se invece di un pannello ne hai due, insomma, o anche tre, vai via molto più tranquillo, insomma. Anche perché io veramente non conto di fermarmi in campeggi, cioè assolutamente. Ognuno ha il suo carattere, ognuno ha il suo stile di vita. Per me andare col camper nel campeggio, ragazzi, prendo il camper, lo butto giù per il fosso e vado in albergo. Ognuno, ripeto, è fatto a modo suo. Io sono fatto così. Io preferisco stare nel selvaggio, in libera, quindi insomma non avrò prese della corrente del 220 e quant'altro. L'acqua te la inculi dalle fontanelle che trovi in giro, e dai ruscelli, dai torrenti, quindi voglio dire, acqua anche buona, te la puoi anche bere quella lì. E per la corrente alla fine devo affidarmi esclusivamente al sole, all'energia solare, tranne quando, vabbè, sei in corsa, ti muovi, ti sposti, lì chiaramente l'alternatore del motore quello carica. Però insomma non voglio avere la noia di trovarmi a piedi, a me piace dopo stare anche lì a pitoccare col computer, a guardare le mie cose, a guardare il video, a montare i miei video, a fare il sito e tutte quelle cose, quindi non puoi fare che salta tutto perché sei rimasto senza corrente e devi caricarti la fotocamera o la GoPro e... no, meglio di no. Un peccato perché sembra ci sia poca luce, in realtà c'è veramente una bella luce, c'è questa plafoniera a LED, illumina veramente tutto bene, c'è un bel colore caldo, luminoso, però poi ho visto nel video, vedi tutto smorto, tutto scuro, è strano. Sì, tieni conto, sto usando una macchina fotografica alla fine, quella che uso più che altro per segnare i posti, questa macchinetta qui, che non faccio la pubblicità perché non mi pagano, se mi pagano faccio la pubblicità volentieri. Questa macchinetta qui comunque registra nella fotografia il tag GPS. Cosa vuol dire? Con quelle coordinate GPS io poi posso crearti il link o darti direttamente le coordinate per arrivare nel posto. Quindi per arrivare dove è stata scattata la fotografia.
Dopo io dal computer aggiusto sempre un pochino perché appunto quando tu fai una foto, cioè se fai una foto a, non so, una torre medievale, gliela fai da 10 metri di distanza, quindi la puntina viene sfalsata di 10 metri. Perché? Perché la puntina è dove era la macchina fotografica, non dove è la cosa che hai fotografato. Allora dopo io manualmente, con l'aiuto un po' di Google Maps, con la visione satellite, aggiusto insomma poi le, le puntine con la posizione corretta. E adesso sì, il sito è un po' fermo perché giustamente col discorso camper si è fermato il tutto. E non lo so come fare. Probabilmente essendo su base WordPress qualcosa riuscirò a fare anche dal tablet, diciamo sarà quasi impossibile, cioè, montare i video assolutamente no, lì mi serve il PC. E diciamo tra le prime cose da fare qui sul camper c'è la scrivania, quello sì. Una volta che io ho la scrivania posso mettere provvisoriamente dentro il computer, cioè proprio il PC fisso. E col PC fisso poi mi attacco alla corrente del muro di casa, insomma la 220, quindi no, non ho problemi di elettricità, posso mettere anche un fornelletto elettrico. Sarà ancora un po' duretta perché ci sono le feste e devo sentire il falegname, dopo lui deve venire, fare, brigare, cicicocò, e vabbè dai, vediamo, prima o dopo.